Amici all'ascolto di Telepace, ben trovati a questa nuova puntata di Missione Mondo. Ecco, quest'oggi vi saluto come sempre dagli studi di Radio Telepace, qui a Chiavari, e sono con un ospite veramente importante per me, proprio perché sono con la signora Enrica. Ben trovata. Grazie. Ecco, dico che mi sento toccato da vicino perché con lei parleremo proprio di un viaggio recentemente fatto proprio nel mio paese, in Burundi. Ecco, allora il viaggio, com'è nata l'idea proprio di partire? Perché mi permetto anche di dire che è giovane ancora, ma non giovanissima. No, non molto giovane, però io mi sento giovane. Questo è importante, appunto. Ecco, appunto. Allora, l'idea di questo viaggio è nata diversi anni fa, quando c'era ancora mio marito. Con Don Gracien avevamo parlato di intraprendere questo viaggio e progetto. Poi purtroppo mio marito si è ammalato e è mancato, però a me l'idea è sempre rimasta. Quest'anno, cioè sì, nel 2017 è venuto Don Gracien e quindi abbiamo riparlato e lui mi ha detto di andare, io ho fatto tutti i vaccini, tutto quello che c'era da fare e sono partita con l'idea di fare un corso di cucina per utilizzare tutte le materie prime che sono in questo paese, che loro non le utilizzano come noi. Ecco, su questo veramente ci ritorniamo, anche perché appunto è proprio il cuore del viaggio ed è una cosa importantissima. Però mi preme e mi sta a cuore appunto sottolineare quei due aspetti che hai già detto. Ecco, ci siamo promessi di darci del tu proprio per questa fraternità proprio vicinissima che sento tanto. E allora dicevo, ecco, un viaggio che si inserisce essenzialmente dentro questi due aspetti, l'aspetto dell'amicizia, della riconoscenza, del legame proprio forte con Gracien, e questo mi fa onore perché Gracien ha vissuto tanti anni qua, è partito, adesso sta in Burundi stabilmente, però ecco, c'è sempre questo legame che ritorna e continua anche. Questo è importantissimo, veramente io penso che la nostra vita è fatta di relazioni. Ecco, e su questo Gracien, che è un fratello per me, sento anche di ringraziarlo per le relazioni che ha costruito e che appunto continuano. E poi c'è questo aspetto importante, proprio dire c'era un sogno, un progetto già da tanti anni e poi non l'ho abbandonato e l'ho realizzato. Ecco, è importante veramente credere che i sogni proprio si realizzano, non sono delle fantasie, tante volte. Esatto. E quindi anche, e poi mi veniva quasi anche da sottolineare, anche questo è un sogno fatto in due con tuo marito, che però anche nel farlo mi viene da dire che eravate in due. Perché sì, perché io appunto c'è stato Don Federico che mi ha detto ma andare da sola giù, le ho detto ma io non sono sola perché io ho il mio angelo custode e il mio angelo che era mio marito. Questo è molto importante, veramente. Quindi non ero sola, infatti sono andata via serena, malgrado mia figlia avesse delle preoccupazioni, ma io non ne avevo per niente. E quando sono arrivata sono stata accolta in una maniera favolosa che nemmeno la regina Elisabetta penso che la colgano così. Ecco, proprio su questo appunto, l'accoglienza. Ecco, tante volte un'altra cosa che mi fa piacere, chi va in Burundi, chi va in tanti posti, la prima grande sorpresa veramente è l'accoglienza. Ecco, come sei stata accolta? Proprio? Meravigliosamente bene. Ecco, quindi non ho proprio tante parole da dire, questa qui, meravigliosamente bene. Non ti sorprendevi proprio nel vedere un'accoglienza così grande? No, non me l'aspettavo un'accoglienza così, perché mi hanno portato i fiori, una cosa che insomma bisogna provare per dire quello che si prova. Ecco, molto importante questo, anche questo oggi come tale si è parlato dell'accoglienza, ma io direi soprattutto della non accoglienza, perché vediamo, adesso stiamo parlando del Burundi, ma tante volte ne hanno fatto questioni politiche, questioni di tutti, cioè l'accoglienza.
L'accoglienza è una dimensione umana, cioè veramente, perché se non ci accogliamo questa umanità dove va? Esatto. Ecco, e credo che anche su questo adesso ci sono tanti immigrati, si è lì a discutere, a pensare tutto, ma non è una questione di testa, è soprattutto una questione veramente di cuore, nel sentire l'altro come una persona, come un fratello, come una sorella. Questo penso che sia la cosa più importante. Mi permetto di dirlo anche per chi ci ascolta, ecco, dovremmo imparare da queste esperienze. Sì, esatto. Bene, e quindi l'accoglienza, ma mi viene anche da dire, cioè così, il primo impatto nel vedere, sicuramente l'accoglienza avrà subito spianato un po' gli orizzonti, però qualche cosa veramente ti ha colpito, perché poi l'occhio appena si scende, si vede, c'è l'aeroporto che sembra atterrire in una foresta in un certo senso, perché c'è una pista in mezzo alla savana più o meno, cioè sono piccole cose ma che colpiscono. Che colpiscono, però quello che mi ha colpito di più, appunto, l'affetto, l'amore, non so come dire, una cosa che appunto bisogna provare per capirla. Comunque loro, il sorriso di questa gente che malgrado la povertà hanno sempre il sorriso. Ecco, su questa della povertà, che immagini di povertà, come l'hai vista te la povertà? Che a volte anche questo io lo chiedo, perché si hanno tante idee, ma la realtà è tutta un'altra cosa a volte. Ecco, come hai visto, quali segni di povertà hai notato? Povertà, proprio povertà, però vissuta con dignità. Con grande dignità, con sorriso, con speranza. Con la speranza di un domani migliore, e noi dobbiamo aiutarli in questo senso, ecco, Bene. Ma aiutarli a casa loro, non farli venire a annegare nel Mediterraneo, aiutarli a casa loro. Ecco, e tu hai visto che è possibile. È possibile. E appunto, torniamo a quello che hai fatto, ecco. Ecco, io, perché parlo di noi perché l'idea era con mio marito, l'idea di andare a insegnare a questi ragazzi in particolare, questa gioventù, a utilizzare nel migliore dei modi le loro materie prime, cioè la farina, il riso, le patate, le cipolle, cioè tutto quello che loro producono. Tutto quello che producono, che a volte viene anche, appunto, a volte sprecato, veramente pur nella povertà, però sprecato. Per dire solo un esempio, io mi ricordo che un anno c'erano stati tante patate dolci, tantissime, c'era stata veramente una grande produzione quell'anno. No? E mi ricordo che tantissimi sono marciti, cioè nel senso che, perché questo? Perché non sapevano come conservarli. E come cucinarle. E come cucinarli, cioè anche. Un sistema solo, tutto l'esatto, non si sbaglia mai. Però invece io le ho insegnato che con la farina, oltre il pane, che qualcuno lo faceva già, perché ad esempio in diocesi Teo, che è il cuoco, lui lo faceva già il pane. Però le ho insegnato a fare il gnocco fritto a Teo, che si fa con il pane, poi si frigge, gnocco fritto. E non lo sapeva. Che non lo sapevano, infatti poi con le patate le ho insegnato a fare gli gnocchi, perché poi avevamo già dato a Don Gracien i semi del basilico e lui mi ha preparato il basilico, l'ha seminato, che è venuto altissimo e bellissimo, e abbiamo fatto il pesto, abbiamo fatto gli gnocchi con il pesto. Poi le tagliatelle, i pomodori loro li usano solo per fare lo stracotto, invece abbiamo fatto la salsa di pomodoro, dove abbiamo condito le tagliatelle e i ravioli, poi ho fatto. Tutte cose che non facevano. Che non facevano, e quindi un sapore diverso, perché quando ho fatto la salsa di pomodoro, che poi non era altro che un po' di cipolla rosolata con un po' di rosmarino che c'è, e con quella loro hanno detto che profumo.
E quindi un particolare che lo devo raccontare: quando abbiamo fatto le tagliatelle, perché sì, la gente è venuta numerosa per imparare, non ce l'aspettavamo. A Bururi ne sono arrivati 150. Facevamo 2 corsi, quelli del mattino 100 e il pomeriggio verso le 5 quelli che andavano a lavorare. Erano 50, e una signora di queste qua del pomeriggio, che le ho insegnato a fare le tagliatelle e la salsa di pomodoro, il giorno dopo l'ha fatti al marito. Il marito era talmente felice, ha detto, che l'ha presa in braccio. Quindi è una cosa veramente carina. No, è bello proprio. E anche un altro signore ha detto che lui ha preparato questi piatti per i suoi bambini e le hanno detto che non avevano mai mangiato così bene. Sicuramente, ecco, perché è un sapore diverso. Sì, e poi mangiare la stessa cosa sempre. Sempre. Io mi ricordo veramente i ravioli li hanno mangiati le tagliatelle per la prima volta, soprattutto fatti lì. Fatti in casa proprio. Sì, fatti lì, poi i ravioli, ci sono anche le fotografie là, quanti ne abbiamo fatti, perché poi l'ultima sera del corso lì a Bururi abbiamo invitato tutte le coppie. Quindi, e dovevano fare loro sia il sugo di pomodoro, la salsa di pomodoro, e sia i ravioli e le tagliatelle, perché abbiamo fatto solo quello l'ultima per sera. essere sicuri che poi tornati che loro a casa imparato. Hanno imparato che arrivata a casa li hanno possono fatti molto continuare bene, a fare. che ci siamo complimentati e insomma ha battuto le mani, ecco. E loro erano felici, io più di loro. Mi viene da dire che proprio anche tanto impegnato, perché tanti giorni e tante attività. E tante cose, sì. Poi abbiamo fatto il risotto, e anche quello, perché loro il riso lo fanno solo bollito. Solo bollito, sì. Invece il risotto ha un altro sapore. E poi le ho anche detto che appunto facendo i ravioli loro se ne fanno un piatto un po' più abbondante, hanno un primo e un secondo, e hanno tutte le vitamine, hanno tutto da questo, un pranzo completo, ecco. Ecco, mi viene da dire, tutte queste cose qui per farle, cioè sul posto, c'è proprio tutto il necessario, oppure a volte... No, ecco, io mi sono portata tutti gli attrezzi. Ah sì? Mi sono portata la macchina per fare la pasta, però ne avevo una. E allora cosa ho pensato? Ho pensato al mattarello, perché ho detto quello se lo possono fare anche lì. Ah sì. E le ho insegnato anche a farli a mano. Infatti nelle fotografie poi si vede che lavorano a mano, e li ho insegnato col coltello. Quindi adesso mi stavo preoccupando dicendo, ma se non hanno gli attrezzi giusti, magari poi dopo... Lo so, però di macchina ne hanno una che io l'ho lasciata in diocesi. Ah sì. E gli altri li faranno a mano. A mano, sì. Perché gli gnocchi si fanno a mano, il risotto, vabbè, i ravioli, la sfoglia si fa a mano e si possono fare anche a mano, ecco. Però ecco, per chi ci ascolta anche è importante questa cosa qui, perché comunque sia... E appunto queste macchine, là non so se si troveranno la macchina per fare la pasta. Non credo. Non credo, quindi anche quello lì sarebbe una cosa bella, poter mettere insieme tante macchine da fare la pasta a mano e inviargliele. È giusto questa cosa qui, perché poi quando siamo lì a Bururi è finita, siamo andati a Macamba. Sì. A Bururi avevamo la stufa che Don Grassien l'aveva regalata al vescovo, e quindi ce l'ha prestata. Sì. E quindi avevamo il forno, abbiamo potuto fare la baciocca e abbiamo fatto la crostata con la marmellata di fragole. Ah sì. Ma invece a Macamba non abbiamo potuto fare tante cose, perché non avevamo... Non c'era il forno. Mi sono portata, vabbè, gli attrezzi, il mattarello e la macchina, però non c'avevamo i fornelletti a carbone.
Ah, sì, sì, e sì. poi lì la gente non era 150 ma erano 400. Sono tante. Quindi lassù a Bururi avevamo i piatti e le forchette e tutto quanto, perché è nella parte dove c'è l'accoglienza, il centro di... la casa di ospitalità. L'ospitalità. Sì, sì. Invece lì non avevamo niente, solo questi fornellini. Allora quando ho cucinato l'abbiamo messo in un tegame, però poi non sapevamo come servirli, allora l'abbiamo mandati a lavarsi le mani, che le mani bisogna lavarsele sempre, che è un rito per loro, e gliel'abbiamo messa in mano, perché piatti non ce n'erano, forchette non ce n'erano. E le cotolette quando le ho fatte, perché lì a Macamba l'ho fatte l'ultimo giorno non c'erano più i 400 di prima, perché il terzo giorno era venuto il presidente e non ci hanno fatto passare. E quindi così. Loro sono andati a vuoto, e allora il giorno dopo non sono più venuti tutti. E per fortuna, bisogna dire, perché ho fatto le cotolette in qualche modo, che io le chiamavo alla burundese invece che alla milanese, allora erano 100 e la signora che mi aiutava li ha contati e ne ha tagliati tanti pezzetti, 100 pezzetti, e con la forchetta gliel'ha offerto, e quindi loro hanno assaggiato tutti felici, perché hanno sentito il sapore della carne diverso, ecco. Ecco, quindi davvero è importante ritornare e risottolineare questi aspetti qua, che i prodotti ci sono, però purtroppo... I prodotti ci sono, e ottimi bisogna dire, perché sono tutti bio, come li chiamano qui, tutti genuini. Sì, tutti prodotti subito lì, una terra tra l'altro veramente fertile, buona. Questa è importante, c'è tanta frutta, c'è anche la farina, perché appunto... Sì, la farina di frumento e la farina di gran turco bianco, che io le ho anche detto che possono fare, siccome è macinata molto sottile, di fare un 50 di farina di frumento e un 50 di gran turco, di mais, e fare il pane. Bene. E poi gli ho insegnato anche a conservare i pomodori, perché c'è il periodo che ce n'è di più, ci sono tutto l'anno. Sì, però un periodo che ce n'è di più. Di più, che costano meno, e quindi loro se li possono conservare nei vasetti, sterilizzarli e li conservano anche per un anno. Ecco, è proprio questi i due concetti essenziali, la conservazione e poi la capacità anche di trasformare un po' per variare anche le cose che si hanno. Esatto. Ecco, queste sono le cose essenziali che io l'ho sempre detto, veramente dicevo, questo ci manca, perché quando abbiamo visto tante volte i pomodori buttati via perché magari erano tanti e la gente non sapeva come conservarli, e tanti prodotti appunto pure con la farina, la solita è sempre pasta, tra l'altro dura, è sempre quella, invece adesso possono veramente fare tante cose. Che poi anche le ho insegnato anche a fare con la farina, a fare le fritelle, che le ho fatte, e poi ho messo lo zucchero, non avevo le mele perché lì non c'erano, le ho fatte semplici così, la pastella, e poi le ho fritte e ho messo lo zucchero sopra. E questi bambini erano a nozze proprio, perché sentivano il dolce e un qualcosa di diverso. Ecco, queste cose molto belle fatte che ci sono, però mi viene anche da dire, alla fine a queste persone, perché purtroppo rimaniamo sempre poveri in tantissimi, che cosa ci manca? Cosa manca a questa gente? Cioè veramente, guardando un pochino così, che poi può dire in che modo si possono veramente aiutare. Allora, questo aspetto ad esempio di imparare a sfruttare al meglio quello che si ha. Infatti dico noi perché me li sento come di famiglia ormai, no? Allora, questi ragazzi le è venuta l'idea, un progetto, un sogno, chiamiamolo come vogliamo, di aprire un laboratorio di pasta fresca e derivati, cioè fare la salsa, fare il pesto, fare tutte queste cose, però c'è un però, che loro non hanno
i soldi per poter avviare questa attività. Per avere quel più poco, cioè sì, già preparare lo spazio e poi tutto. Sì, quindi c'è comunque già un sogno un fondo per prendere in affitto e comprare le materie prime, perché bisogna comprarle, perché tutti non ce l'hanno, e di conseguenza ci vogliono dei soldi, e la gente se vuole aiutarli può rivolgersi sia a Telepace che sia a Don Federico, che io ho lasciato come referente lui, perché appunto vogliamo comprare questi macchinari per aiutare questi ragazzi e dare un lavoro e dare una dignità. E sì, appunto, a questo proposito mi dicevi prima che c'è proprio un desiderio di continuare. Di continuare, di migliorare, perché la loro voglia di migliorare è, non dico grande, è infinita. Ecco, cosa intendi fare appunto per continuare questa cosa qui? Chi ci ascolta così sente, e credo anche sono cose che se c'è chi desidera anche collaborare, aiutare, è molto importante. Logicamente finanziariamente può rivolgersi sia a Telepace che a Don Federico, a Maria Madre della Chiesa, che abbiamo fatto lui come referente. E concretamente appunto la gente, oltre magari un contributo, non so, appunto di soldi, e poi con questi soldi cosa si va a comprare? E si va a comprare le macchine, cioè l'impastatrice. L'impastatrice, magari qualcuno ce l'ha in casa o non la usa, non lo so. No, ma quella lì sarà un po' grande. Perché non lo so, o qualche azienda, qualche ristorante, chissà. Non lo so, appunto, tutto è utile. Ok, tutto è l'impastatrice. L'impastatrice è la macchina per fare i vari tipi di pasta, perché poi si comincia dal piccolo e chissà che un giorno non venga fuori un pastificio. Chissà appunto, secondo me si è già cominciato, la gente ha imparato, la volontà e l'intelligenza non ci manca, perché veramente è una cosa meravigliosa. Io dico che sono andata là che ero triste e sono ritornata con il sorriso. Loro mi hanno dato tanto, mi hanno ridato il sorriso. Ecco, io credo anche su questo veramente importante, credo che oltre lo scambio e tutto, il Vangelo lo dice, date e vi sarà dato, 100 volte tanto, e io credo che è bello, la gioia che hai provato, senti, con la quale sei tornata, è anche davvero frutto di tutto questo, perché l'abbiamo raccontato veramente come rosa fiore, ma c'è anche la fatica, c'è l'affrontare un viaggio lungo. Ma io la fatica non l'ho sentita, perché anche Don Gracian mi diceva: ma non sei stanca? Io rispondevo: no, non sono stanca, perché loro mi danno una forza che è soprannaturale proprio. Io non ero stanca, mai. No, è molto importante, perché proprio le cose che umanamente stancherebbero, ma quando si fanno con amore, con amore e soprattutto nella totale gratuità veramente di un dono sincero, ecco che anche la fatica non si sente. Non si sente. C'è, ma non si sente neanche. Non può limitare. Io dormivo. Veniva la mattina a salutarmi: hai dormito? Benissimo. Ci sono anche quelli che hanno paura delle malattie, delle condizioni di vita, e poi tu ci sei stato un mese, che non è neanche pochi giorni, veramente tanto. Qualche giorno in più di un mese. Anzi, più di un mese. E quindi tutto questo sei stata bene sempre. Benissimo, benissimo, felicissima, e li ringrazio ancora, ecco, perché mi hanno dato molto, mi hanno dato tanto, ecco. Ecco, veramente questo, appunto, io finirei anche qua, ma se hai qualcosa da dire a chi ci ascolta anche per questi progetti futuri, per i progetti futuri, anche che cosa si può fare sia manualmente, abbiamo detto ci vogliono questi attrezzi. Sì, questi attrezzi, e se ci fosse qualcuno magari in pensione, perché la carne ad esempio non la sanno tagliare loro macellano la bestia e poi ne tagliano un pezzo, tanto è tutto stracotto, no? Quindi non conoscono il filetto, non conoscono la noce, non sanno che cosa sia un girello, perché per farli in tanti modi, no? Quindi se ci fosse qualche macellaio in pensione, oppure che vuole andare a farsi una vacanza
una vacanza diversa, perché è una vacanza che ti insegna, che ti aiuta. Può andare, rivolgervi a voi o a Telepace o a qualcun altro e andare a fare un'esperienza come ho fatto io, che sì, torneranno a casa, oltre che hanno insegnato, ma pieni di gioie e di voglia di vivere. Adesso parlando della carne, perché so che soprattutto in alcune zone, nella mia zona, si mangia veramente pochissima carne, sì, poca carne, un po' nella zona di Macamba, che Bururi un po' di più, ma soprattutto anche il pesce c'è. Ecco, mi viene da dire, chi ci ascolta magari dice, ma che cosa mangiavi lì? Io mangiavo come loro, sì. Allora, il riso bollito, le patate bollite, le banane fritte, cosa c'era? A volte anche le banane, anche bollite. Le banane tutti i giorni le mangiavo, che sono ottime, e io qui non le digerisco, laggiù me ne mangiavo 2 al giorno. Poi l'ananas e quei frutti tropicali. Sì. Comunque io non sono né dimagrita, quindi sono stata bene e cosa devo dire? Grazie. Bene, no, davvero, perché chi ci ascolta allora vede che si può fare, sì, che sì, non è soltanto per alcune persone, ma veramente tutti. Tutti, anche ad esempio come i tetti che sono di lamiera. Se ci fosse sì, qualcuno, qualche ditta che sa fare i tegoli e vuole andare a investire laggiù, per me è un ottimo investimento. Che poi costerebbero anche molto meno, sono zone anche calde, per cui questi tetti di lamiere creano un calore ulteriore, sì, cioè veramente anche su questo appunto. Sì, ma ci sono tante cose da fare, perché loro hanno voglia di migliorare, voglia di fare proprio, perché nessuno mi ha detto portami in Italia con te, tutti mi hanno detto resta con noi. Bene, bene. Che poi veramente appunto dicono sempre che c'è il mare d'Africa quando uno va lì, che ci vuole sempre ritornare. Adesso quindi io ritornerò un altro anno, se riusciamo io ci credo, non ci spero, ci credo, che con l'aiuto del Signore riusciamo a fare tutto, di andare a inaugurare il laboratorio nuovo e quindi dare lavoro a questi giovani e un domani sicuro, ecco. Bene. Io veramente non posso che doppiamente ringraziarti per il viaggio che hai fatto, per quello che hai fatto per la mia gente, per il mio popolo e poi soprattutto anche in questo momento per quello che hai trasmesso a tutti quelli che ci stanno seguendo con il Telepace. Quindi grazie di cuore e in bocca al lupo per tutte queste iniziative, queste idee e speriamo che davvero l'anno Ventura possa venire anche con altra gente, con altre iniziative. Sì, con altre persone, che se si vogliono aggregare io parto. Bene, grazie Enrica, grazie della tua presenza e di tutto quello che ci hai detto. A tutti quelli che ci state seguendo, la Missione Mondo per oggi termina qui, ci rivediamo per la prossima puntata.